Per me è giusto così, no? Perché Poretti stipendio gli darà quello che gli ha. E è giusto che chi faccia così. Magari lo facesse tanti altri bar. Sicuramente è sempre una roba positiva questa, sempre. I primi ad approvare l'iniziativa sono i clienti che incontriamo all'ingresso della gelateria di Santa Maria del Rovere, che fino a metà settembre offre ai rappresentanti delle forze dell'ordine il caffè a soli 50 centesimi, così da rendere piacevole l'estate anche a chi, mentre i cittadini si godono le ferie, vigila sulla loro sicurezza. I nostri angeli custodi li definisce la lavagna di fronte al bancone. È nata perché qualche volta qualche pattuglia si ferma a bere il caffè anche di notte, siccome siamo aperti fino a tardi, e qualcuno si ferma a bere il caffè, ci scambia qualche parola, così ci fa un po' di amicizia, altri clienti fissi che abbiamo e niente, così pensando al loro lavoro che è di tutte le ore del giorno, di notte, di giorno, e che sono in giro per noi, per aiutare, per la nostra sicurezza, abbiamo deciso di farlo. Tra gli avventori si accende il dibattito. Sono delle persone uguali come gli altri. Io penso che è una bella iniziativa, potrebbe essere anche estesa ad altre categorie. Un po' come il cosiddetto caffè pagato da un singolo cittadino, abitudine al sud molto diffusa per andare incontro a quelli per i quali anche un espresso è un piccolo lusso. In questo caso sono i gestori, è un'iniziativa come tante altre, secondo me ogni iniziativa è positiva.